È stata inaugurata ieri sera la stagione lirica 2023-2024 del Teatro La Fenice con la rappresentazione di un'opera fantastica di Jacques Offenbach, Le Conte d'Hoffmann, con la regia del veneziano Damiano Micheletto. 1000 persone tra platee e palchi hanno riempito il teatro. Un lunghissimo applauso ha salutato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al suo ingresso nel palco reale del teatro. Ad accoglierlo il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro con il presidente della Regione Veneto Luca Zaia, il sottosegretario alla cultura Gianmarco Mazzi, il presidente del CNEL e della Fondazione Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità Renato Brunetta e il prefetto di Venezia Michele Di Bari. Dopo il canto dell'inno di Mameli si è alzato il sipario sulla prima della stagione. La mostra Buzzati, Venezia e la Pop Art al Centro Candiani del Comune di Venezia esplora la connessione tra Dino Buzzati, Venezia e la Pop Art. Presente Giorgia Pea, consigliera delegata, che ha sottolineato l'importanza della mostra per arricchire l'offerta culturale del distretto. Curata da Marco Perale, la mostra è frutto della collaborazione tra il Centro Culturale Candiani, l'Associazione Dino Buzzati e l'Università Ca' Foscari. Offre una prospettiva unica sulla vita di Buzzati attraverso la Pop Art, un movimento noto per la sua vivacità e uso audace dei colori. La mostra esplora l'influenza reciproca tra Buzzati e questo movimento. Saranno organizzati eventi collaterali come conferenze e spettacoli per approfondire l'opera di Buzzati e la pop art. La mostra è gratuita, aperta al pubblico fino al 25 febbraio, tranne il 25 e il 31 dicembre e il 1 gennaio, dalle 15 alle 19 al terzo piano del Centro Candiani. Il progetto espositivo Murano illumina il mondo, promosso da The Venice Glass Week e dal Comune di Venezia, ha inaugurato 12 lampadari in vetro sotto le Procuratie Vecchie in piazza San Marco, unendo maestri del vetro e artisti di fama internazionale. L'evento rappresenta un connubio tra il vetro di Murano e l'arte contemporanea, rivolto al futuro senza dimenticare le tradizioni. La presentazione ha coinvolto gli assessori comunali e i membri del comitato organizzatore. I lampadari realizzati per la prima volta nella storia rimarranno esposti fino a fine febbraio, illuminando Piazza San Marco ogni sera. Questo progetto è stato realizzato grazie alla collaborazione tra diverse istituzioni e organizzazioni, evidenziando l'attenzione all'arte e all'artigianato di Venezia. Gli artisti e i designer hanno condiviso l'obiettivo di mettere in luce Murano come un luogo di innovazione e sperimentazione. Le fornaci coinvolte hanno lavorato seguendo rigidi parametri per rispettare la delicatezza del luogo e assicurare il rispetto delle sue caratteristiche uniche. Il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, ha dichiarato il coinvolgimento della comunità veneta nella giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne, evidenziando l'illuminazione di Palazzo Balbi e una sedia rossa nel suo atrio, come simboli tangibili di sensibilizzazione. Ha enfatizzato l'importanza di svegliare le coscienze e creare una cultura di rispetto verso le donne, partendo da iniziative nelle famiglie e nelle scuole e con un lavoro di prevenzione e legislazione più efficace. L'assessore alla sanità e sociale Manuela Lanzarin ha sottolineato l'importanza del lavoro di rete per supportare le donne vittime di violenza, elogiando il contributo dei centri antiviolenza e sottolineando la necessità di protezione per le donne in difficoltà. Lanzarin ha ribadito la necessità di difendere le donne, lavorare su una cultura del rispetto e fornire un rifugio sicuro per le vittime di violenza, puntando su azioni concrete e prevenzione.